fiducia. Scoperto a Jesolo un hotel abusivo che ospitava immigrati clandestini a 25 euro al giorno, serviti però da camerieri assunti regolarmente, blitz dei camerieri in via Gorizia. Mercoledì prossimo ad Eraclea il sopralluogo del vicepresidente della regione Forcolin per la stima dei danni al ponte crollato nel corso della conferenza dei sindaci. Beppe Grillo a sorpresa in laguna dice la sua sui problemi di Venezia e propone provocatoriamente di prosciugare canali e rii per rendere la città accessibile alle auto. È croato e da 65 anni Vinko Tomic, la mente del furto a Palazzo Ducale, apparteneva ad un comando armato di ex militari balcani. In 10 anni rapine per oltre 200 milioni di dollari. Dure accuse alla giunta veneziana dal sindaco di Spinea per la vicenda delle case popolari al villaggio dei Fiori abbandonate da anni. Veneziani al terzo posto tra i veneti che si vaccinano contro l'influenza, nel distretto dell'Ulse tra i più diligenti. Domani a Venezia la festa di San Martino, è stato uno dei primi santi arrivati in laguna. Le sue reliquie si trovano nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca con l'incredibile vicenda di un intero hotel abusivo a disposizione degli immigrati clandestini che vi alloggiavano a 25 euro al giorno sul litorale di Jesolo. A scoprirlo i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Immigrati clandestini comodamente alloggiati in un hotel abusivo di Jesolo con tanto di camerieri regolarmente assunti. Costo del servizio 25 euro al giorno. All'alba il blitz dei carabinieri nella struttura di via Gorizia, la cui licenza già in passato era stata sospesa per alcune irregolarità. Da settimane i militari stavano sorvegliando l'albergo, registrando un continuo via vai di stranieri irregolari che vi passavano la notte. Al momento dell'intervento le camere occupate erano due, entrambe da tunisini. Il primo, un 33enne, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish scoperti grazie al fiuto dei cani antidroga. Su di lui pendeva dal 2014 un ordine di lasciare il territorio nazionale. L'altro clandestino di 24 anni ha presentato un documento di identità francese rivelatosi falso. Per entrambi sono state avviate le procedure di espulsione. Sono stati loro stessi a raccontare di abitare lì da mesi dietro il pagamento di una pensione al proprietario dell'immobile, un 84enne italiano che è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La versione degli immigrati è stata confermata anche dal personale della struttura, formato da 2 persone assunte con regolare contratto di lavoro. D'intesa con l'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno dunque richiesto il sequestro dell'immobile ai fini della confisca, come previsto dalla normativa sull'immigrazione. E novità importanti già dalla prossima settimana in merito al recupero del ponte di barche che collega Eraclea a Jesolo, crollato nei giorni scorsi per via del maltempo. Sentiamo. E certo, il ponte delle barche tra Eraclea e Jesolo si è inabissato sotto le tumultuose acque del Piave perché uno dei galleggianti che lo sosteneva è letteralmente affondato, riempiendosi sotto il peso di diversi metri cubi di pioggia battente. Lo vediamo, è questa enorme vasca da bagno marrone portata ora a riva. Ed ecco il ponte delle barche come si presenta a una decina di giorni circa di distanza dal suo crollo. Tutto è rimasto esattamente com'era quando è avvenuto il crollo, ma a breve, entro mercoledì, già la situazione potrebbe sbloccarsi. Previsto infatti per la prossima settimana, 14 novembre, il sopralluogo del vicepresidente del Veneto, nonché assessore al bilancio regionale. Mercoledì prossimo la conferenza dei sindaci si riunirà ad Eraclea per stimare e confrontarsi con la regione sui danni provocati dall'alluvione del Piave. L'occasione è importante anche per quanto riguarda il ponte che è dietro di me, come vedete, sommerso, perché si farà il punto con il vice governatore che presenzierà alla riunione, il dottor Gianluca Forcolin, e con lui avremo modo ovviamente di discutere anche di questa tematica importante della viabilità non solo del nostro territorio ma anche di Jesolo. Le operazioni di ripristino del ponte fluviale dureranno almeno per un paio di mesi, opera questa che seppur privata resta un importante punto di collegamento tra i due comuni e del litorale intero, visto che normalmente viene usufruita sia d'inverno dai residenti e tanto più d'estate dai turisti anche giornalieri.
Con i proprietari siamo sempre stati in contatto, so che stanno studiando le misure da adottare per porre celermente rimedio al problema, e credo anche che siano arrivati a una buona soluzione che nei prossimi giorni dovremo anche conoscere nei dettagli. Ma i danni non riguardano solo il ponte, bensì tutta la zona golenale. E il ponte crollato si trova qui in zona Revedoli, famosissima tra l'altro per la produzione della sua lavanda, con tutta l'area golenale, come possiamo vedere, andata sott'acqua e ancora a diversi giorni di distanza immersa nel fango. Le famiglie che sono state interessate dal fenomeno dell'alluvione del Piave da noi sono circa una decina e hanno subito ovviamente infiltrazioni d'acqua e anche il terriccio ovviamente di risulta che è rimasto all'interno delle proprie abitazioni. Loro so che stanno lavorando, la Regione ha aperto ovviamente la raccolta e il censimento dei danni anche da parte dei privati. Anche sul nostro sito istituzionale ovviamente i nostri cittadini potranno trovare tutta la modulistica necessaria per presentare domanda alla Regione, la quale poi vaglierà le singole domande e, terminato l'iter ovviamente il procedimento amministrativo, valuterà quale attività porre in essere. Ed è l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e in particolare il Bellunese. Tornerà ad occuparsi Ring lunedì prossimo in onda su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Fate presto, è il titolo della puntata, una puntata speciale perché ci collegheremo con la piazza di Rocca Pietore per dare voce ai cittadini colpiti dal tornado che appunto ha devastato la nostra regione, il Bellunese, la provincia di Belluno, l'Alto Agordino in particolare. Daremo quindi spazio a voi, alle voci dei cittadini e degli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare disagi e fare richieste. Ma continuiamo a parlare del maltempo perché è bufera sulle parole di Beppe Grillo che nell'aprire un suo spettacolo a Jesolo ha parlato con toni ironici del disastro del Bellunese. Non credete all'allarme sui cambiamenti climatici, ha detto sarcasticamente, ho visto gli alberi caduti, sono tutti uguali, sembrava l'Ikea, parole che hanno suscitato un'onda indignata di reazioni, tra cui quella del deputato del Partito Democratico Roger Domenech, che ha definito il fondatore del Movimento 5 Stelle semplicemente indecente. Intanto, in una serie di video satirici, Grillo ha rilanciato anche temi storici dell'ambientalismo a Venezia. Sentiamo. Che senso ha tutta quest'acqua a Venezia? Bisognerebbe prosciugare tutti i canali, renderlo edificabile il territorio, fare un asfalto drenante in modo che uno ci arrivi in macchina comodamente. Sotto qua i tuoi bei mercati, supermercati per i cinesi, per i turisti con le grandi navi che devono entrare e se entrano e trovano una cosa asciutta è meglio anche per i turisti, migliaia che arrivano a Venezia. Presentatosi a sorpresa in Laguna, Beppe Grillo dice la sua sui problemi di Venezia attraverso una serie di video pubblicati online e propone provocatoriamente di prosciugare canali e rii per rendere la città storica accessibile alle auto. Io propongo per esempio per le automobili che sono sempre contestate dagli ambientalisti finti, il giorno del motore acceso. Facciamo tutti insieme e proponiamo un giorno dell'anno motore acceso. Viva l'effetto serra, ma una meraviglia, l'estate dura di più, ma dura di più 6 mesi al caldo, ma è una meraviglia, si alzerà un po' il mare, chi se ne frega, io sto in collina. Mentre il governo giallo-verde non ha ancora espresso una posizione chiara sui temi fondamentali della città, dalla crocieristica al Mose al controllo dei flussi turistici, il fondatore dei 5 Stelle torna attraverso il paradosso a mettere il dito su alcune storiche piaghe. Guarda questa edicola, è un'opera d'arte, è l'edicola più piccola del mondo che abbia mai visto. Qui è tutto museale, quindi bisogna pagare un biglietto d'ingresso per entrare in questo museo. Non è una città! Ed è di 2,7 milioni di euro la somma necessaria per Venezia per avviare il primo gruppo di interventi più urgenti nella Basilica di San Marco dopo l'eccezionale marea del 29 ottobre e quelle di minore entità che si sono susseguite nei giorni successivi. La stima è stata fatta proprio poco fa da Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore, da Pierpaolo Campostrini, procuratore con delega ai servizi
servizi tecnici e Mario Piana, proto di San Marco. La procuratoria è già pronta a spendere ed ha in realtà già cominciato a farlo con circa 700.000 euro, aggiungono, mentre per i restanti 2 milioni si chiede uno specifico intervento del governo italiano. E continuiamo ora restiamo praticamente in piazza San Marco, ma con la cronaca, con il clamoroso colpo a Palazzo Ducale, colpo che è stato organizzato e pensato da un Arsenio Lupin appartenente ad un comando internazionale di ladri composto da ex militari dei Balcani. Vediamo quindi chi è questo personaggio nel prossimo servizio. 65 anni, croato, tanti alias, tante identità per Vinko Tomic. È lui l'Arsenio Lupin che ha architettato il colpo del secolo a Palazzo Ducale lo scorso 3 gennaio, quando con gli altri 4 complici, 2 connazionali croati e 2 serbi, è riuscito a rubare i gioielli della mostra Tesori del Mughul e del Maharaja. Sarebbe stato lui, secondo la polizia, a prelevare materialmente un paio di orecchini e una spilla del valore di 2 milioni di euro dalla teca della sala dello scrutinio. Per Tomic, quella a Palazzo Ducale, soltanto l'ultima di una sfilza di rapine e furti compiuti in tutto il mondo. L'Arsenio Lupin croato è l'unico del gruppo associato alle Pink Panthers, banda formata anche da ex militari della ex Jugoslavia, Serbia e Montenegro, e che, prendendo il nome dalla celebre serie di film La Pantera Rosa, appunto con Peter Sellers, in 10 anni di attività illecita si stima abbia messo da parte un bottino di almeno 200 milioni di dollari. Con rapine a Londra, a Las Vegas, da Hong Kong a Honolulu, da Monaco a Basilea. Qui in Svizzera, nel 2011, durante lo svolgimento della mostra dedicata a gioielli e orologi Baselworld 2011, sparirono 4 diamanti del valore di 8 milioni di franchi svizzeri. Tra i colpi più spettacolari delle Pink Panthers è la rapina commessa nel 2005 a Saint-Tropez, con i banditi travestiti da turisti in pantaloncini e camicie a fiori. Quindi quella messa a segno a Dubai nel 2008, quando una limousine sfondò la vetrina di una gioielleria, fino a un assalto a Parigi con tutti i membri del gruppo travestiti da donna. A incastrare Tomic, come spesso accade, la troppa sicurezza di sé, ovvero l'anello fotografato in uno dei tanti profili social, lo stesso che portava nel giorno del furto a Palazzo Ducale. Deruba la madre di gioielli del valore di decine di migliaia di euro, inscenando il furto da parte di un topo d'appartamento. È accaduto nel Milanese, dove i carabinieri della compagnia di Mestre sono risaliti alla verità dopo aver recuperato le refurtive da un negozio di compro oro. La descrizione di chi ce li aveva portati li ha condotti alla fidanzata del figlio maggiore dell'anziana signora, figlio che appunto aveva inscenato il furto. I militari, che già sospettavano dell'uomo per alcune incongruenze sulla scena del crimine, sono riusciti a farlo confessare. Il ricavato della vendita era già stato speso per acquistare droga e saldare un vecchio debito. La coppia è stata denunciata per concorso in furto e ricettazione. Ed ancora cronaca, perché gli eccessi alcolici della notte di Halloween hanno portato alla chiusura per 2 mesi di una nota discoteca della provincia di Venezia. Sentiamo. È stata sospesa per 60 giorni l'attività della discoteca Night and Day di Noale, nella quale durante la notte di Halloween si era reso necessario soccorrere diversi giovani in stato di pesante ubriachezza. Il provvedimento amministrativo emesso dal questore di Venezia è stato eseguito dai carabinieri di Mestre, che hanno svolto gli accertamenti nel locale. Quella notte numerose pattuglie erano intervenute per disordini tra giovanissimi, in seguito anche allo spargimento nel locale di una sostanza irritante, probabilmente uno spray al peperoncino. I militari si erano trovati di fronte a numerosi giovani in evidente stato di ubriachezza, alcuni dei quali bisognosi di soccorso. Il locale resterà chiuso a partire da oggi per i prossimi 60 giorni. Tutti gli eventi previsti dal calendario in questo periodo saranno annullati. Pubblicità, ora ci rivediamo pochissimo per parlare del Villaggio dei Fiori a Spineo. TG di Venezia, eccoci nuovamente in diretta. Sono dure le accuse alla giunta veneziana mosse dal sindaco di Spinea, Silvano Checchin, per l'annosa vicenda delle case popolari di Villaggio dei Fiori, di proprietà del comune di Venezia e da anni abbandonate a se stesse. Sentiamo.
170 case pubbliche di proprietà del Comune di Venezia giacciono nell'abbandono a Villaggio dei Fiori, quartiere residenziale di Spinea. E tra la mancanza di manutenzioni e le continue occupazioni abusive la tensione tra i residenti alle stelle. Dopo aver lanciato vano numerosi appelli al collega Luigi Brugnaro, il sindaco spinetese Silvano Checchini ha deciso di chiedere l'intervento del prefetto. Dei 170 alloggi di proprietà del Comune di Venezia, alcuni, qualche decina, sono assolutamente vuoti, sono non abitati e quindi diventano come dire, facile preda di persone che vanno lì e magari li occupano abusivamente. Le chiedo un intervento, scrive Checchini nella missiva indirizzata a Vittorio Zappalorto, su questa situazione che merita attenzione, considerato il numero rilevante di cittadini coinvolti e le possibili ripercussioni sul territorio. È assolutamente necessario fissare un tavolo in cui possiamo vedere tutti assieme che cosa sia possibile fare. Da anni gli inquilini protestano per le condizioni dei condomini, tra muffa, infiltrazioni e malfunzionamenti di caldaie e ascensori. Ora minacciano di manifestare sotto il municipio di Venezia. E se da un lato il sindaco invita alla calma, dall'altro insiste. Una soluzione va trovata al più presto, invoca. Come comune non potremmo risolvere da soli questo problema, neppure se fosse di nostra competenza. Noi non possiamo farlo perché non abbiamo una struttura amministrativa adatta per gestire 170 alloggi. Io credo che la proprietà debba, proprio in questo tavolo di regia che noi chiediamo, debba vedere assieme a noi che cosa sia possibile fare per creare una situazione di maggiore sicurezza. Ed ora la sanità, perché è stata avviata nel veneziano la campagna vaccinale. Dal 5 novembre è possibile vaccinarsi contro l'influenza in tutto il territorio dell'ULSS 3. Il distretto di Chioggia è in media quello più virtuoso. Vediamo. I veneziani non si lasciano influenzare, sono infatti al terzo posto in classifica tra i veneti che si vaccinano contro l'influenza. È la popolazione del distretto ULSS 3, Chioggia, Cavarzere e Cona, quella che in media si vaccina di più. L'influenza è una malattia che non è banale, ricordano spesso i medici, e che in alcune fasce di età può portare a complicanze molto gravi, a cominciare dai bambini piccoli. Soprattutto le polmoniti post-influenzali possono creare grossi problemi. Inoltre, soprattutto nei bambini che hanno un apparato respiratorio più delicato, tipo i broncodisplasici o quelli che hanno patologie di tipo allergico, possono sviluppare delle complicanze molto serie. Il vaccino anti-influenzale è essenziale per gli anziani e per chi ci vive insieme. In inverno capita spesso che al pronto soccorso arrivino in gravi condizioni vecchi caduti in casa per colpa della febbre. Una banalissima influenza per un giovane in un anziano può rompere un equilibrio. Di che tipo? Ad esempio, i nostri anziani hanno tante patologie, possono essere diabetici, cardiopatici, possono avere bronchiti croniche, malattie respiratorie, malattie croniche generali, insufficienza renale. L'influenza può creare un'alterazione di questo equilibrio che li mantiene discretamente in vita e in condizioni generali discrete nonostante tutte queste patologie. Dal 5 novembre ci si può vaccinare dal medico di base, dal pediatra e nei servizi igiene pubblica della ULSS. L'azienda veneziana ha acquistato 116.000 dosi di vaccino tetravalente che è stato distribuito anche a case di riposo e ad alcuni reparti ospedalieri. Si può cominciare da adesso fino a tutto dicembre, anche oltre se uno ne ha bisogno. Se uno non si è potuto vaccinare e vuole farlo a gennaio non c'è nessun motivo per non farlo, eventualmente la sintomatologia sarà ridotta. Poi se uno si vaccina ogni anno, il periodo va bene. Domani si festeggia San Martino, nel prossimo servizio sentiamo perché questa ricorrenza è così sentita nel veneziano. Questa festa qua nasce da San Martin, che già era uno dei primi santi arrivati a Venezia. Nella chiesa di San Martin che c'era delle reliquie che dopo è state portate a San Giovanni Evangelista, come per esempio un tocco del manteo, un deo, una tibia. Quindi i veneziani io ho sempre sentito anche con un pochettino un santo de ori. È il dolce che c'era per i poaretti a quell'epoca e c'era il San Martin per segada, ossia fatto c'era una specie di medaggion con
stampa sola l'effigie di San Martino e già fatto qua marmeata dura di pomi cotogni. Perché persegada e non pomada? Perché in origine, diciamo così, che non c'entrava niente con San Martino, ma i faceva e marmeata e perseghi. Però chiamarlo pomada, insomma, mi pare che fosse un pochettino brutto gusto. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo foschie o nebbie al mattino sulle vallate del Bellunese, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze, maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà piuttosto grigio e nuvoloso, anche con qualche precipitazione, specie sull'Udinese. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso, con piogge piuttosto diffuse al mattino. Un po' più asciutto a partire dal pomeriggio, con cielo comunque molto nuvoloso sui settori meridionali. Qualche spazio soleggiato in più sull'Alto Adige. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.